Buonasera a tutti, mi chiamo Giulia Marangon. Sei emozionata? Abbastanza. È il tuo primo concorso? No, Cosa ti aspetti da questa serata? di divertirmi tantissimo. E invece nella tua vita quali sono le tue ambizioni? Laurearmi e diventare una brava modella. E il tuo sogno nel cassetto? Viaggiare tanto, soprattutto in Australia. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Giulia Urbinati. Sei emozionata di essere a Miss Open Gate questa sera? Sì, moltissimo. Ma è il tuo primo concorso? No, non è il mio primo concorso, ho iniziato ancora all'inizio di quest'estate. E invece nella tua vita di tutti i giorni cosa fai? Io studio al liceo artistico di Venezia e principalmente studio moda, quindi vorrei molto specializzarmi sulla moda perché è la mia passione dappertutto. E il tuo sogno nel cassetto qual è? Diventare indossatrice e fotomodella, infatti mi sto impegnando per diventarlo. Ciao, come ti chiami? Buonasera, sono Morena e vengo da Mestre e sono qui questa sera per fare questo concorso Miss Open Gate in tema Victoria's Secret. Vedo che sei già molto spigliata, quindi non penso sia il tuo primo concorso. No, non è il mio primo concorso, ne ho già fatti molti altri in precedenza e continuo a farne. Questo è il primo del 2018, speriamo sia di buon auspicio. Speriamo, ho iniziato appunto con questo concorso e speriamo che mi porti bene, insomma. Victoria's Secret, un tema abbastanza particolare e anche un po' spettacolare, se vogliamo. È molto strong come tema, sì. Infatti appena la Manola mi ha proposto di questo tema qui, Victoria's Secret, mi sono fiondata e ho detto proviamo perché seguo ogni sfilata loro e quindi mi piace molto. Quindi la moda è la tua passione, però nella tua vita di tutti i giorni cosa fai? Io sono parrucchiera e diciamo che però mi piacerebbe entrare comunque nel mondo della moda, quindi sì, ho avuto anche varie proposte e speriamo insomma che continui questo mondo qui. In bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo. Ciao, come ti chiami? Ciao, io sono Giorgia e vengo da Treviso. È il primo concorso, quello di questa sera Miss Open Gate? No, non è il primo, ho iniziato quest'autunno con altri concorsi. Sei emozionata? Abbastanza, sì. L'emozione c'è sempre, anche se non è il primo concorso. Quali sono però le passioni nella tua vita, oltre alla moda ovviamente? Beh, mi piace molto leggere
E poi studiare soprattutto anche. Cosa ti piace studiare? Economia e commercio, e infatti nel mio futuro spero di diventare una commercialista. E da questa serata invece cosa ti aspetti? Beh, di divertirmi e poi chissà, di vincere magari. Allora in bocca al lupo. Grazie mille, crepi. Ciao, tu sei? Ciao, io sono Sara De Lazzari. È il primo concorso al quale partecipi, quello di questa sera? No, non è il primo concorso, ho iniziato ancora alla fine di quest'estate. E come ti stai trovando un po' in questo mondo della moda? Mi piace moltissimo, anche se comunque, anche se non è il primo concorso, c'è sempre l'ansia di uscire, nuovi vestiti, nuovi costumi, sempre un po' di ansia c'è. E nella vita di tutti i giorni invece cosa fai? Studi, lavori? Io studio al liceo linguistico e classico Franchetti e studio cinese, tedesco e è molto impegnativo, però cerco comunque di impegnarmi anche in questo. Pensi di essere una ragazza ambiziosa? Sì, sono molto ambiziosa, cerco sempre di dare il meglio in qualsiasi cosa faccia, nella danza classica, nella danza moderna, nello studio e nella moda, speriamo. E con tutte queste passioni che hai anche il tempo per l'amore? Per ora no, non è di mio interesse. In bocca al lupo per questa sera. E la tua passione, ovviamente dopo la moda e dopo tutto quello che ci hai detto, qual è però per la tua vita? Il tuo sogno nel cassetto? A me piacerebbe molto fare della mia passione per la musica, io suono il piano, e farne un lavoro, quindi da grande magari suonare. Ciao, tu sei? Buonasera a tutti, mi chiamo Martina Brescia. Quanti anni hai? 14. Sei piccolissima, è il tuo primo concorso? No. Quali altri concorsi hai partecipato? Ho partecipato, sono arrivata anche finalista a molti concorsi, ho iniziato quest'estate. Allora, diciamo che la bellezza insomma è un po' la tua dote naturale, però non ci serve solo questa, soprattutto in concorsi di bellezza dove ci sono tante bellezze. Secondo te cosa serve nella vita? Bisogna dimostrare sempre se stessi quanto una persona possa valere. Ma tu invece cosa fai? Studi, immagino. Sì, sono una studentessa di economia. E cosa aspiri, cosa ambisci nella tua vita? Cosa ti piacerebbe fare? Mi piacerebbe diventare una showgirl. Una showgirl, per esempio il tuo idolo qual è? Belen Rodriguez. Ciao, tu sei? Giorgiana, Giorgiana, quanti anni hai Giorgiana? ho quasi 16 anni. Piccola anche tu, però insomma ci vuole tanta passione per questo mondo, giusto? Infatti è il mio primo concorso di bellezza, quindi sì, sono un po' emozionata, diciamo. Direi molto emozionata. Senti, cosa ti aspetti da questa serata, oltre ovviamente ambire al primo premio? Cioè imparare, diciamo, alla fine è un'esperienza, quindi mi servirà anche per crescere e comunque sì, non so, cioè è una cosa che mi piace la moda, ecco, quindi è una passione che spero di portare avanti, ecco. Invece cosa fai nella vita? Allora io, a parte la moda, cioè ballo latino e hip hop in una scuola accademica e quindi sì, ho due sogni, ecco, quello della moda e questo del ballo. E da questa serata cosa ti aspetti? Niente, guarda, spero, cioè, ovviamente come chiunque vincere, però alla fine l'importante è godersi la serata, divertirsi e imparare qualcosa, ecco. Allora in bocca al lupo. Grazie. Ciao, tu come ti chiami? Mi chiamo Azzurra. Azzurra, bellissimo nome. Senti Azzurra, il tuo primo concorso, quello di stasera? No, il secondo. Secondo, quindi sei diciamo un po' esperta. Insomma, un po'. Sai come muoverti? Sì, dai, però sono ancora un po' agitata. Invece nella vita di tutti i giorni cosa fai? Studi, lavori? Studio e faccio molto sport. Che sport fai? Vado in palestra, corro, faccio danza e ginnastica artistica. Quindi passione per la moda, passione per lo sport, ma cosa ti piacerebbe fare nella vita? Il medico. Come mai il medico? Beh, sto studiando adesso al liceo scientifico e dopo mi piacerebbe diventare pediatra perché mi piace sia la medicina che i bambini, quindi Mi sarebbe un ottimo connubio. sì. Allora in bocca al lupo per stasera. Crepi. Ciao, tu come ti chiami? Anna. Anna, il tuo primo concorso questo? No, ne ho fatti altri. Sei un po' emozionata? Un pochino. Si vede un pochino. Senti Anna, cosa fai nella vita? Studi, lavori? Studentessa. Che cosa studi? Liceo delle Scienze Umane. Ok, cosa ti piacerebbe fare nella vita? La psicologa. Seguendo il percorso del liceo.
Nuovo anno, nuove aspettative anche per questi 365 giorni che stanno per arrivare. Cosa ti aspetti dal tuo anno? Innanzitutto di essere felice, dopo quel che viene, lo prendo come viene. Non mi aspetto grandi cose. E hai deciso comunque di iniziare con un concorso che sicuramente è una bella opportunità anche però per ritrovarsi con altre tue colleghe, possiamo dire così, anche per divertirti. Certo, sicuramente. E allora in bocca al lupo. Crepi, grazie. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Giorgia, Quanti anni hai, Giorgia? ho 16 anni. È il tuo primo concorso? No, non è il mio primo concorso, ho iniziato nel 2016 partecipando a Miss Modella per un giorno e ho vinto il titolo di Miss Extra. Beh, quindi devo dire che sei già un po' esperta del campo. Esperta no, però me la cavo. Senti, cosa ti aspetti invece da quest'anno, dal 2018? Non mi aspetto niente sinceramente, ma mi auguro tanta felicità. Invece nella tua vita normale di tutti i giorni, che cosa fai? Allora, studio per diventare estetista, quindi sono una studentessa, mi piace cantare. Amo ascoltare musica, uscire con gli amici e andare in palestra. E qual è il tuo sogno nel cassetto? Beh, sicuramente diventare una brava estetista. Ciao, come ti chiami? Francesca, Quanti anni hai, Francesca? 15. 15 anni, piccolina, però è il tuo primo concorso questo? No, sono quasi al quinto, sesto, è da un po' che ho cominciato. E ti piace questo mondo? Sì, tanto. Soprattutto fotografia, moda, è una cosa che mi appassiona. E cosa fai invece nella vita? Studio al liceo scientifico. Pratichi dello sport? No, sono troppo pigra. Qual è invece il tuo sogno nel cassetto? Mi piacerebbe insegnare molto. Insegnare cosa? Italiano. Italiano, la tua materia preferita? Sì, insieme a latino, proprio due materie insolite, insomma. Insolite sì, sicuramente, anche abbastanza difficile se vogliamo, no? Già. Senti, invece per questa serata che cosa ti aspetti? In realtà mi aspetto solo che vada bene, che mi diverto e che sono tranquilla. Basta. Allora in bocca al lupo. Grazie. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Aurora, Aurora, quanti anni hai? ho 20 anni. È da un po' che pratichi, diciamo, questo campo, quello della moda? Sì, sono quasi 2 anni. Sì. Questa serata particolare perché è la prima serata del 2018, quindi apriamo, vogliamo dire, con il botto per fare anche la rima. Sei emozionata nonostante comunque tu sia un po' del settore? Sì, comunque c'è sempre un po' di emozione. Ma tu lo fai di mestiere? No, come hobby. E nella vita invece cosa fai? Io lavoro, faccio la commessa. E le tue aspirazioni invece cosa sono nella tua vita? Sarebbero di diventare una fotomodella, però c'è ancora da lavorarci, insomma. Beh, noi te lo auguriamo. Sì. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Come ti chiami? Rossana, Quanti anni hai, Rossana? 15, 16 fra 2 settimane. Ah, ok, allora, primo concorso del 2018 per quanto riguarda l'agenzia Modella per un giorno, ma è il tuo primo concorso? Sì, Ah, il tuo primo concorso, quindi è un battesimo. sì, Sei emozionata? sì. Senti, e cosa ti aspetti da questa serata? Io vorrei divertirmi e mi aspetto niente di divertirmi, conoscere questo ambiente della moda e basta. Di vincere o no? Beh sì. Nella vita invece cosa fai? Studi? Studio, sono in terza al liceo artistico a Venezia, faccio architettura. Quindi sei una ragazza abbastanza creativa? Sì, creativa in tutti i sensi. Fai anche sport? Ho fatto pallavolo, però adesso sono in pausa con la schiena, ho dei problemi scoliosi, però Noi ti auguriamo di riprenderti, ma ti auguriamo ovviamente di divertirti questa sera. In bocca al lupo. E qual è però il tuo sogno nel cassetto? il mio sogno nel cassetto? Allora, da grande vorrei diventare una parrucchiera, quindi spero che questo sogno si realizzi. Allora in bocca al lupo. Crepi, grazie. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Ilaria Bernardi, Quanti anni hai? ho 18 anni e vengo da Favaro Veneto in provincia di Venezia. Sei al tuo primo concorso? No, è da 2 anni che sono dentro questo campo e è un hobby che mi piace molto praticare. E nella vita invece di tutti i giorni cosa fai? Sono in cerca di lavoro e proprio adesso mi distrago con questo hobby e speriamo che comunque il lavoro mi arrivi presto perché non vedo l'ora di lavorare. Ma
Cosa ti piacerebbe fare? Commessa oppure se c'è la possibilità di entrare nel campo della moda, volentieri. E da questa serata invece cosa ti aspetti? Di viverla nel meglio dei modi, proprio di viverla serenamente. E divertirti. Sì, soprattutto. Allora in bocca al lupo. Grazie. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Ambra Buriana e ho 16 anni e vengo dalla provincia di Padova. Ambra, sei al tuo primo concorso? No, ho cominciato a sfilare ad agosto, però questo è il primo concorso del 2018 e sono emozionatissima. Come fosse il primo? Sì, ogni concorso è sempre una grande emozione per me. Ma cosa ti aspetti invece da questa serata? Beh, mi aspetto tanto di divertirmi, di conoscere le ragazze, di sentirmi tanto a mio agio, che vada tutto bene. E nella vita cosa fai? Nella vita sono una studentessa, studio lingue e niente di che. E sono una modella come nel tempo libero. E invece il tuo lavoro nel futuro cosa ti piacerebbe fare? Beh, mi piacerebbe laurearmi, diventare un'avvocata, però allo stesso tempo vorrei anche diventare una modella. Secondo te si può fare? Non so, vedremo. Intanto in bocca al lupo per questa sera. Grazie mille. Ciao. Ciao, tu sei? Erika Marazzato, ho 16 anni e vengo da Trebaseleghe. Miss Open Gate è il tuo primo concorso? No, ne ho fatti tanti, però ho iniziato a settembre. E ti piace questo campo, immagino? Sì. Cosa ti piace di più di questo settore? La cosa che mi piace sono le uscite che faccio e quella che mi piace di più è in intimo, sinceramente, perché è più elegante secondo me rispetto a... cioè mi trovo più a mio agio. Quindi sei anche a tuo agio con il tuo corpo? Sì. Invece nella vita cosa fai? Io sono una studentessa e pratico ginnastica artistica da quando avevo 2 anni e mezzo. E cosa ti piacerebbe fare nella vita? Che lavoro ti piacerebbe fare? E stando sempre nell'ambito della ginnastica artistica vorrei aprirmi una palestra oppure fare anche la redattrice di interni. Insomma, le idee sono ancora un po' poco chiare, però intanto per questa sera noi ti auguriamo veramente di poterti divertire e chissà, magari di vincere. Grazie mille. Ciao. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Anna Giorgia. Quanti anni hai? Ho 20 anni. Da dove vieni? Da Ospedale Euganeo, provincia di Padova. Sei al tuo primo concorso? No. Ok, quindi sai già un po' come ci si muove su questo campo? Sì, però è sempre come la prima volta, quindi stessa emozione, agitazione, ansia, tutto uguale. Nuovo concorso, nuove aspettative, che cosa ti aspetti per questa serata? Beh, innanzitutto di divertirmi e di vincere qualcosa onestamente, però anche se non vinco niente l'importante è divertirsi e partecipare. Nella vita invece cosa fai? Io faccio la barista cameriera e anche la mamma. Sei mamma? Bambino o bambino? Bambino. Quanti anni? 4. È qui questa sera? No. Ah, ok, non è qui a supportarti personalmente, però sicuramente con il cuore c'è a casa. Senti, e sicuramente avrai una vita molto frenetica. Sì, è abbastanza impegnativa anche perché convivo, quindi pulizie, lavoro, bambino, cane, e quindi... Però ti riesci anche a ritagliare del tempo per te come questa sera? Sì, raramente, ma sì. E allora in bocca al lupo. Grazie mille. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Diana. Quanti anni hai? 22. E vieni da? Sacile. Sacile. Senti Diana, è il tuo primo concorso? Sì. Primissimo in assoluto. Quindi quanto sei emozionata? Tanto. Cosa ti aspetti da questa serata? Vorrei vincere, però tanto per divertirsi, per divertimento. Nella vita cosa fai invece? Sono studentessa a Venezia, faccio beni culturali e modulo arte. Quindi il tuo sogno nel cassetto qual è? Non lo so, voglio imparare in arte perché quello mi piace. Basta. Ma un domani dove ti vedi? Ancora non lo so. È ancora presto? Sì. Pratichi dello sport? Hai degli hobby? Io un po' di tempo fa facevo yoga, adesso ho smesso. E quali sono le aspettative invece per questo 2018? Non lo so ancora. Ne ho tante idee, però con calma. Vorrei viaggiare, però adesso devo studiare. E pensiamo questa sera al concorso? Sì. Sì. In bocca al lupo. Grazie. Tu modella per un giorno, Chiara Perale per Gini Ferro Team.
sappiamo che Victoria's Secret ci ha sempre regalato grandissimi spunti, non solo per la moda ma anche per come essere donna, come sentirsi donna, e questa sera nel 2018 all'Open Gate. Allora, il primo applauso lo vorrei per questo staff grandissimo, Manola Tabacco, che è lì dietro delle retornie, però veramente ragazzi, questa donna che è un vulcano, si sta facendo veramente il fatto per la realizzazione di questi concorsi, ma non solo lei, perché c'è uno staff veramente, come vi dicevo, molto molto ricco. Un ringraziamento ma anche ai fotografi di questa sera, io li nomino così veloci ma poi magari li conosceremo anche meglio: Armando Tognolo, Andrea Rigonna, Mirko Netti e Massimiliano Girotto. Grazie ragazzi per essere qui questa sera. E il videomaker Mario Bonesi e Alberto Bevilacqua. Un ringraziamento ovviamente va anche al nostro DJ Dennis Mion. Ciao Dennis! Grazie a lui anche sentite la mia voce, quindi è importante anche la sua partecipazione. E il backstage curato da My Style, in particolare un grazie a Cristina Scarpa e al suo staff. E grazie va a questo particolare frangente agli sponsor, quindi ringraziamo Farmacia Rossetto. Grazie dottore per la vostra collaborazione e partecipazione. Grazie anche al team Sudigiri. Grazie a Venezia Moto. Poi li conosceremo meglio, Salone My Style, grazie anche per la partecipazione, ma grazie va anche a Vodafone Marghera, alla profumeria Mario Nozzi Marghera, Biondia Orchidea Blu, grazie di cuore a Mitril Gioielli e a Palestra Santa Monica. Grazie a tutti per aver permesso anche grazie al vostro supporto all'organizzazione di questa serata. Ed ora presento in breve il concorso, è molto semplice, vedrete sfilare sotto i vostri occhi 18 bellissime ragazze che concorrono ovviamente tutte per il titolo di Miss Open Gate. Ci saranno due uscite principali, la prima in abito elegante, la seconda in intimo. Tutto ve lo ricordo in tema Victoria's Secret, quindi ci saranno veramente degli ottimi esempi, degli spunti magari anche per voi donne. E tra le donne gli ometti questa sera si fanno un po' gli occhi, dai, vabbè, ci sta, dai. Allora, siete pronti? Giuria? Tutti pronti? Ok. Possiamo cominciare quindi con il vivo della serata, entriamo proprio nel mondo di Victoria's Secret con la prima sfilata, quella, lo ricordo, in abito elegante. Vedo, già inventano gli assensi, bene, mi fa molto piacere. Allora, Dennis, siamo pronti? Benissimo, cominciamo quindi con la numero 1, lei è Giorgiana Grecea. Di fronte alla nostra giuria, pronti con le votazioni, giurati? Ok, allora, cominciamo! Prego, 7, 8, 7, 7. Antonella ha raggruppato tutte le votazioni, perfetto. Grazie allora alla numero 1, Giorgiana Grecea, 2, Francesca Tornali. Giuria, pronta?
avanti per la votazione. Cominciamo. 7, 7, 8, 7, 6, 7. Perfetto, grazie a Francesca Cornali. Procediamo, numero 3. Lei è Erika Marazzato. Erika Marazzato, benvenuti alla nostra giuria. Pronti con le palette, giurati? 7, 8, 9, 9, 7, 7. Grazie anche a Erika Marazzato, la numero 3. Procediamo con la numero 4, lei è Azzurra Lion. Andiamo con le palette. 7, 6, 8, 7, 6, 6. Grazie anche a Azzurra Lion. Numero 5, Aurora Maglione. Eccola qui la nostra Aurora Maglione, la numero 5. Passiamo alle votazioni. 7, 8, 9, 8, 7, 8. Molto bene, grazie anche a Aurora Maglione. Ed è il turno ora della numero 6, Martina Brescia. Martina Brescia di fronte alla nostra giuria. Pronti con la paletta in mano. Votazioni. 7, 9, 9, 8, 7, 8. Grazie anche a Martina Brescia, la numero 6. Procediamo con la numero 7, Anna Giorgia Canazza. Pronta a passare l'ultima volta la nostra Anna Giorgia. Pronti, giurati? Votazioni. 7, 6, 8, 8, 7, 9. Grazie Anna Giorgia e a Ilaria Bernardi. Ilaria Bernardi, numero 8. Prego signori giurati con le palette. 8, 8, 9, 8, 8, 8. Quanti tutti d'accordo? Numero 9, Morena Montin. Giuria, votazioni per Morena. 8, 7, 9, 9, 6, 9. Grazie a Morena Montin. È pronta la numero 10, Giulia Urbinati.
avanti. Andiamo con le votazioni. 7, 8, 9, 8, 7, 8. Grazie a Giulia Ulinati. Andiamo avanti. Numero 11, lei è Giorgia Girardi. Entra la base Giorgia Girardi con il numero 11, prego i giurati, procediamo con le votazioni. 7, 6, 8, 7, 6, 7. Grazie Giorgia Girardi. E andiamo avanti, numero 12, Sara De Lazzari. Numero 12 Sara De Lazzari, la nostra Giulia è pronta per votare. Vediamo le valette, allora 8, 7, 8, 8, 6, 7. Grazie a Sara De Lazzari. Andiamo avanti, numero 13, lei è Anna Fiorin. Eccola la nostra Anna Fiorin, tra l'altro la nostra giudice si è anche alzata proprio per vederla in tutta la sua bellezza. Allora, giurati, prego, le palette per le votazioni. E arriva il primo 10, 8, il secondo 10, 9, 9, 9. Voti altissimi per Anna Fiorin. Andiamo avanti, la numero 14, Diana Tuliuliuk. Eccola qui la nostra Chiara con il numero 14. Giulia, prego. 7, 6, 8, 8, 6, 7. Grazie anche a Diana. Numero 15, Giulia Maragon. La nostra Giulia Maragon, di fronte alla Giulia. Andiamo con le votazioni, un po' di incertezza ancora, ecco qua. 7, 7, 8, 7, 6, 7. Grazie a Giulia Maragon. Pronta la numero 16, Giorgia Parma. Giorgia Parma di fronte alla nostra Giulia per la votazione. Prego giurati, allora 8, 9, 10, 9, 9, 9. Grazie anche a Giorgia Parma. Procediamo al numero 17, lei è Ambra Buriana. Per la nostra Ambra con il numero 17 di fronte alla Giulia, prego giurati. 8, 7, 9, 8, 7, 9.
avanti. Votazione. 7, 7, 9, 7, 6, 8. Grazie anche a Rossana Favaro. Facciamo un applauso a tutte le 12 ragazze che hanno sfilato in abito elegante. E che tra poco vedremo sfilare anche in intimo. Ragazze, allora, facciamo ancora un applauso alle nostre 18 splendide fanciulle che vanno a cambiarsi e si preparano per la seconda uscita, quella in intimo. Insomma, abbiamo visto chi ha zerrato di più, chi ha zerrato di meno, delle ragazze anche molto provocanti, molto audaci. Insomma, ricordiamo che il tema è Victoria's Secret, quindi oltre alla bellezza, al portamento, all'eleganza, dovete però anche focalizzarvi sul tema di Victoria's Secret. Bene, bene, bene. Come sta andando? Pubblico della Play-Gate? Sta andando bene? Allora, io sono contenta perché per la prima volta in tutta la mia vita sono riuscita a vedere degli uomini che sfondano l'attenzione della partita. Vabbè, siamo 2-0 la Juve, per una sfilata di uomini. Quindi brave, brave ragazze, brave agli organizzatori di questa sfilata.